chiediamo di tenere conto dei risultati secondari e non di quelli primari dello studio, proprio perché comunque qualcosa c'è e questo per noi è fondamentale. L'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare ha inviato a EMA una lettera per chiedere che riveda la propria decisione sul ritiro dal mercato di Translarna, farmaco assunto dai pazienti affetti da distrofia di Duchenne con mutazione nonsense. Abbiamo voluto portare avanti la voce delle famiglie, spiega il suo presidente Rasconi, che sottolinea come la stessa comunità clinica italiana si sia schierata al fianco delle famiglie, inviando a sua volta una comunicazione a EMA perché tenga conto dei risultati nel lungo periodo. Con l'appoggio anche del lato clinico sappiamo che il farmaco in alcuni soggetti ha dato degli ottimi risultati prolungando la fase di cammino, eccetera, e quindi vogliamo capire dov'è il problema, dove si è inceppato qualcosa per capire se poi possiamo intervenire e continuare. Per le famiglie è una lotta contro il tempo per capire che fine faranno le scorte di Traslarna ora ferme nei magazzini. Ancora una sessantina di giorni infatti prima che il medicinale venga definitivamente ritirato. Stiamo appunto aspettando per sapere se quantomeno riusciremo a tamponare per altri mesi. Guadagnare tempo in attesa che la ricerca vada avanti e che EMA dia il proprio parere sul nuovo farmaco Givinostat che i medici puntavano ad usare in combinazione con Traslarna. Parliamo della deambulazione, se con Translarna si stima lui possa arrivare fino ai 18 anni, se aggiungiamo anche Givinostat, il nostro figlio potrebbe camminare anche oltre i 18 anni. Anche la Regione Veneto si è mobilitata in queste settimane inoltrando ad AIFA la lettera ricevuta dalle famiglie. Ha stretto giro la risposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco che ha spiegato di monitorare la situazione e una volta che sarà arrivato il documento definitivo si valuteranno le possibili soluzioni. L'auspicio dei genitori è che si possa decidere di continuare con la distribuzione del farmaco almeno per i soli pazienti attualmente in trattamento e che hanno registrato benefici. I nostri ragazzi potrebbero avere più autonomia per più tempo. E qual è il genitore, insomma, che non vorrebbe vedere il proprio figlio arrivare alla cura camminando? La vicenda di Traslarna e di queste famiglie riporta l'attenzione sulle cure per i pazienti affetti da malattie rare. La società civile deve essere consapevole che la ricerca è una risposta per tutti, deve essere consapevole che certi tipi di risposte devono essere date a prescindere dal costo o dalla difficoltà di produrre, perché sono appunto qualcosa che migliora la qualità della vita della persona.